Mattinata tragica sul fronte lavoro con 2 infortuni mortali quasi contemporanei. A Trevignano, 42enne schiacciato da una ruspa, Maniago, 47enne travolto dalla stessa gru che stava manovrando. Ad almeno 16.400 cittadini del Veneto riscontrati nel sangue valori di FAS elevati, alterazione della pressione arteriosa, i dati del nono rapporto regionale sulla popolazione dei 30 comuni interessati. Su Facebook l'annuncio shock di una donna di Longarone che per sistemare la casa distrutta dalla tempesta di fine ottobre ha scritto di voler vendere un rene. Anticipata giovedì 18 la manifestazione dell'Associazione dei risparmiatori per sbloccare lo stallo sull'accordo dei fondi di ristoro. I truffati decisi a incontrare il Premier Conte nel giorno del Consiglio dei Ministri. Il grido d'allarme delle Proloco Venete contro il decreto spazza corrotti, nuove norme e obblighi amministrativi che uccideranno le associazioni, secondo i diretti interessati. Il rito della transumanza si è rinnovato ieri a Padova, dove Coldiretti ha portato un greggio di 1000 pecore per ricordare il valore delle tradizioni, ma anche per lanciare un monito alla politica. In mostra disegni e documenti unici di Federico Fellini a Padova, l'inizio ufficiale delle celebrazioni per il secolo della nascita del maestro del cinema italiano. Telespettatori di Antenna 3, buongiorno, bentrovati, buon inizio di settimana. La prima edizione dei nostri telegiornali si apre parlando di una doppia tragedia, ed è una doppia tragedia che investe ancora una volta il mondo del lavoro. Il 2019 si sta rivelando ancora una volta un anno tragico, forse ancora più tragico rispetto allo scorso anno, già molto pesante. 2 le vittime sul lavoro in poche ore, quasi in contemporanea a nord-est, a Maniago, nel Pordenonese, un 47enne morto in un'azienda schiacciato dalla gru che stava manovrando, e quasi nello stesso momento a Trevignano, siamo in provincia di Treviso, un autotrasportatore di 42 anni è rimasto schiacciato da una ruspa, è la terza vittima nella stessa azienda in 5 anni. Schiacciato da una macchina operatrice in manovra durante lo scarico di un rimorchio. Nuovo infortunio mortale sul lavoro questa mattina alla Agrifung di via Pescatori a Musano di Trevignano. A perdere la vita sul colpo alle 7:20 un autotrasportatore di 42 anni di Quinto di Treviso, Renzo Donà. Non dunque un dipendente della fungaia, ma un camionista che arrivava dall'esterno. A condurre la macchina che lo ha travolto c'era invece un operaio della ditta. Immediatamente è stato dato l'allarme, subito sul posto è intervenuto il suo M118, ma il 42enne era ormai senza vita. Deceduto sul colpo, secondo i sanitari, troppo gravi e troppo vasti i traumi riportati. La salma dell'autotrasportatore si trova ora all'obitorio dell'ospedale di Montebelluna. Sul posto carabinieri e ispettori dello Spisal per verificare eventuali responsabilità e riferire le circostanze alla Procura della Repubblica, che ora aprirà un'inchiesta per omicidio colposo. 3 anni fa, nel febbraio del 2016, a perdere la vita con le stesse modalità nel cortile dell'azienda era stato un operaio marocchino di 53 anni di Montebelluna, Mustafa Farissi, travolto da una ruspa. Di 2 anni prima, aprile 2014, a morire stritolato dal nastro trasportatore era stato invece Alessandro Marchesin, 54 anni, dipendente della fungaia da solo un mese. Ed ora la vicenda dell'inquinamento da FAS, i dati preoccupanti del nuovo bollettino della Regione sullo screening e un nuovo significativo appello ai presidenti delle regioni italiane da vicentini, padovani e veronesi che vivono dove l'acqua è contaminata. Nel dicembre 2017 è stato appurato che la falda che passa sotto i miei piedi è irrimediabilmente compromessa. Dopo 40 anni di esposizione, ai FAS si sono ammalate persone di tutte le età, nonne, genitori e figli. Ad almeno 16.400 cittadini del Veneto, residenti in 10 comuni vicentini, 7 padovani e 13 veronesi, sono stati riscontrati nel sangue valori di PFAS elevati e alterazioni della pressione arteriosa o degli esami bioumorali, creatinina, acido urico, colesterolo, trigliceridi, per citare i più conosciuti. Parla così il nono rapporto della Regione sul piano di sorveglianza sanitaria sulla popolazione dei 30 comuni veneti inquinati da PFAS. Troppi occhi si sono chiusi, troppi controlli sono stati omessi. Ora non c'è più tempo. Tuteliamo l'acqua, l'ambiente, noi stessi. Le concentrazioni nel sangue di PFAS aumentano con il passare del tempo trascorso nelle aree inquinate. Sono risultate maggiori nel sangue di adolescenti e adulti maschi dell'area rossa A rispetto alle donne. A tutti è stato suggerito e offerto gratuitamente un percorso di approfondimento di secondo livello. Abbiamo dovuto rinunciare
a coltivare il nostro prezioso orto. Producevamo verdure, marmellate e conserve, convinti di nutrirci in modo sano. La scoperta dei FAS nell'acquedotto e nel nostro pozzo ci ha cambiato la vita. È terribile scoprire di esserci autoavvelenati a nostra insaputa a causa di mancati controlli delle istituzioni. Il colesterolo è il parametro con più valori fuori scala e con percentuali che aumentano con l'avanzare dell'età. I cittadini NOPFAS si rivolgono nel loro ultimo video ai presidenti di tutte le regioni d'Italia. Salvaguardare l'ambiente è un nostro dovere, è un imperativo etico e morale sul quale si gioca il futuro delle nostre famiglie e dell'Italia intera. Aiutateci ad agevolare e velocizzare l'iter normativo che ponga limiti pari a 0 per tutte le sostanze inquinanti quali i FAS. Adesso torniamo a parlare della tempesta Vaia, il disastro maltempo di fine ottobre e inizio novembre in montagna. Ebbene, su Facebook nei giorni scorsi l'annuncio shock di una donna di Longarone che per sistemare la casa distrutta dalla tempesta di fine ottobre ha scritto provocatoriamente di voler vendere un rene. Dopo la tempesta Vaia vendo un rene per aggiustare la mia casa, 60.000 euro. Il post, comparso nei giorni scorsi su Facebook, poi censurato dal social network, è di una 53enne di Longarone che ha deciso di lanciare la provocazione per rendere nota la disperazione di chi, come lei e la sua famiglia, sono ancora senza una casa dopo la devastante tempesta di fine ottobre. Da allora la donna, assieme alla figlia e al nipote, è costretta a vivere fuori casa in un appartamento prestato da un'amica, ma non si può andare avanti così a lungo. Il costo per sistemare l'abitazione devastata dal tornado sfiora i 70.000 euro, 20.000 sono già stati spesi per sistemare il tetto, del risarcimento promesso ancora non si è visto nulla, denuncia la signora, che ha così deciso di lanciare via social questo appello provocazione, e se il messaggio è stato poi oscurato da Facebook, qualcuno l'ha presa sul serio, tant'è, ed è questo l'altro aspetto sconcertante della vicenda, che la donna è stata pure contattata da persone interessate all'acquisto del rene. E ora il crack delle popolari venete e il ristoro dei risparmiatori truffati, perché è stata anticipata a giovedì la manifestazione inizialmente organizzata per venerdì, come abbiamo raccontato sabato scorso, indetta dalle associazioni che rappresentano i cittadini. La protesta si terrà dunque giovedì a mezzogiorno davanti a Palazzo Chigi. Abbiamo anticipato di un giorno, ha fatto sapere Patrizio Miatello, rappresentante dell'associazione Ezzelino Terzo da Onara, in quanto proprio giovedì alle 16 ci sarà il Consiglio dei Ministri. Vogliamo farci vedere in modo da fare pressione perché il fondo parta con il decreto crescita. Con l'occasione è stato formalmente chiesto un incontro con il Premier Giuseppe Conte. Non è possibile tenere bloccata la legge con la quale sarebbero riusciti migliaia di risparmiatori truffati delle banche in default, risarciti, solo perché i rappresentanti di due associazioni che rappresentano sì e no lo 0,4% del totale hanno votato contro la proposta, mentre le altre 17 si sono espresse in senso favorevole. Aveva commentato già sabato, l'avevamo sentito in diretta nel nostro telegiornale, Matteo Moschini, avvocato che guida il Movimento Difesa del Cittadino del Veneto. Quindi resta forte la tensione anche tra le 17 associazioni che hanno detto sì all'accordo proprio lunedì scorso e le due invece che si dicono contrarie. Peraltro, insomma, il blocco c'è stato proprio perché il vice premier Di Maio ha detto se non sono d'accordo tutti non se ne fa nulla. Quindi giovedì la manifestazione per fare pressione e sbloccare questa situazione. Ora torniamo alla cronaca. La Guardia di Finanza in azione nel Vicentino ad Arzignano, un maxi sequestro a un imprenditore evasore totale da ben 6 anni. Aveva emesso in 3 anni, dal 2013 al 2015, fatture per operazioni risultate inesistenti per 4 milioni di euro, ma in realtà non svolgeva alcuna attività alla conceria di Arzignano, passata i raggi X dei militari della Guardia di Finanza. Numerose le contestazioni al titolare dell'azienda, un 50enne di Arzignano, che in questi giorni si è visto sottoporre beni per quasi 800.000 euro al sequestro preventivo per equivalente. Tra questi conti correnti, quote azionarie e anche beni immobili, nonostante il tentativo del 50enne di intestare alla figlia minorenne 2 appartamenti con garage ad Arzignano, uno, sul lago di Garda a Sirmione l'altro. Nel corso dell'indagine, la Guardia di Finanza di Arzignano, oltre al giro di fatture false, ha scoperto che l'imprenditore aveva dimenticato di pagare le imposte dal 2013 in poi.
Ed ora un nuovo assalto della banda dei Bancomat nel Padovano. Il boato nella notte accaduto è stato sentito a Cadoneghe. Torna a colpire la banda dei Bancomat. Dopo alcune settimane di stop, i malviventi sono tornati in azione a Cadoneghe, dove nella notte hanno fatto saltare in aria lo sportello delle poste di via Montale. La tecnica usata è sempre la stessa, utilizzata anche in altri colpi avvenuti a Borgorico, Limena e Mestrino. I banditi infatti hanno posizionato la marmotta, ovvero una potente carica di esplosivo. La deflagrazione ha squarciato lo sportello, consentendo così di portare via tutto il denaro contenuto all'interno. I residenti, svegliati dal boato, hanno dato subito l'allarme, chiamando anche i vigili del fuoco, perché l'esplosione aveva provocato un piccolo incendio che ha distrutto parte dell'ufficio postale. Sull'episodio indagano i carabinieri, il bottino è ancora da quantificare. Ed ora parliamo delle Proloco, dei volontari del Veneto. Il Veneto è terra di Proloco e di tante associazioni di volontariato che si dicono per ora preoccupate perché non bastasse la giungla di norme sulla sicurezza, le nuove norme sulla sicurezza che ha messo decisamente i bastoni fra le ruote a tante associazioni e tante Proloco, ora anche il decreto spazza corrotti è un grosso problema, a loro dire. Sentite. È quasi una cosa ridicola questo decreto spazza corrotti, probabilmente è stato fatto con grande superficialità. È fortemente perplesso il presidente regionale Umpli Giovanni Folador sugli obblighi del decreto spazza corrotti, che impone tutta una serie di adempimenti ritenuti gravosi per le Proloco. Si parla di tener conto del volontariato, che è una delle cose più importanti che abbiamo in Italia e nel Veneto. E il terzo settore ha un sostegno non da poco per tutto quello che riguarda la società e ci sono continue nuove norme che lo mettono in forte difficoltà. Quanto richiesto dalla spazza corrotti diventa quindi un ulteriore adempimento burocratico che grava pesantemente sulle piccolissime associazioni. Io posso capire perché l'intenzione dello spazza corrotti può essere una cosa importante di controllare, ma bisogna farlo a certi livelli. Cioè, una Proloco, dico la Proloco di Combai, ma come tutte le Proloco qui attorno, dovrebbero in base a questo trovare una società di revisione e certificare i bilanci con costi insostenibili, cioè cose che non stanno né in cielo né in terra. Una Proloco sarebbe quindi soggetta a tutta una serie di gravosi adempimenti di trasparenza e di certificazione di bilanci che farebbe aumentare costi e burocrazia. È un decreto inapplicabile o se rimane tale ed è l'interpretazione quella che hanno dato tutti, vuol dire che queste piccole associazioni, soprattutto nei paesi eccetera, o chiudono o non so che altra via ci possa essere. A Venezia adesso con la protezione della Basilica di San Marco dall'acqua, dai fenomeni dell'acqua alta, il Minimose, il test per il Minimose di sabato scorso, com'è andata? Ce lo racconta il nostro Filippo Fois da Venezia. Filippo. Sì, buongiorno da Venezia. Dunque il 13 aprile si candida a diventare un piccolo capitolo ma importantissimo nella storia oramai millenaria della Basilica di San Marco. Per la prima volta infatti è stato messo in funzione il nuovo sistema anti-acqua alta che è stato realizzato in quest'ultimo periodo, che tra l'altro dovrà essere implementato perché non è ancora del tutto completato. Si tratta di un sistema che prevede dei palloncini che entrano in funzione, li chiamiamo impropriamente così, naturalmente ci perdonino i tecnici, dei palloncini che si gonfiano con l'arrivare dell'alta marea, attivando un sistema molto complesso di pompe che mettono in sicurezza la Basilica di San Marco, in sicurezza dall'acqua alta per quello che riguarda le maree che vanno dai 65 agli 88 centimetri. Proprio quella di sabato era una marea molto contenuta, in realtà di 65 centimetri. Non è tantissimo, diranno in molti, però come sapete la zona di San Marco è una delle più basse di Venezia, per cui è soggetta all'acqua alta tantissime volte all'anno, molte di più del resto della città di Venezia. E comunque questo primo sistema, che arriva fino a una marea di 88 centimetri, mette
in sicurezza la Basilica di San Marco per l'80% delle acque alte, per cui è già un passo molto importante per evitare un fenomeno che crea dei problemi molto seri all'edificio che naturalmente, come sapete, è molto delicato. Ora sono già cominciati comunque ulteriori lavori per mettere in maggiore sicurezza anche per acque alte più alte la Basilica di San Marco, però diciamo che è stato messo sabato un punto fermo per quello che riguarda le alte maree che raggiungono quasi 90 centimetri. La Basilica di San Marco è salva. Per ora da Venezia è tutto, vi restituisco la linea. Grazie a Filippo Fois. 1000 pecore in Prato della Valle ieri a Padova, decisamente uno scenario particolare, lo vediamo dopo la pubblicità. Rieccoci in studio in diretta, la prima edizione del nostro telegiornale. Dunque non è stato solo l'occasione per rinnovare la tradizione della transumanza, ma anche un'occasione per lanciare un monito alla politica contro la politica dei dazi, ad esempio, di Trump. Parliamo delle 1000 pecore arrivate grazie alla Coldiretti ieri in Prato della Valle a Padova. Il miracolo della vita si rinnova sulla paglia davanti a centinaia di bambini e famiglie. Qualche attimo di tensione e poi, quando tutti capiscono che il parto è andato bene, scatta l'applauso per il nuovo nato e la mamma. Scene di vita agreste che chi è stato in Prato della Valle a Padova in occasione della festa della transumanza di Coldiretti ha potuto vivere in diretta. Un gregge di 1000 pecore con pastori, tosatori, cani e tutto l'antico rito dello spostamento delle pecore dalla pianura ai pascoli di montagna ha invaso allegramente una delle più belle piazze d'Europa per ricordare il valore delle tradizioni e per portare l'attenzione sui rischi della politica internazionale, dai dazi di Trump alla concorrenza sleale, per i prodotti nostrani e per un settore che da sempre è fondamentale per l'economia e la società venete. Viene il pelle d'oca quando sono arrivato, vedere tutto un gregge di pecore di quasi 1000 che sono approdate in Prato della Valle, la gente, la vicinanza, e quindi veramente una giornata molto bella. Volevamo sensibilizzare da parte del consumatore, da parte della cittadinanza, di una parte di un'agricoltura che, seppur minoritaria, ha una sua importanza per valore etico, per valore ambientale, per valore del territorio, che è la transumanza, la pastorizia e tutto quello che ci va dietro. Qualche polemica preventiva c'è stata, dato che molti si sono spaventati per l'arrivo di un gregge di queste dimensioni in centro a Padova, ma tutto si è svolto senza problemi e i padovani hanno dimostrato, sia con l'affluenza che con le loro reazioni all'arrivo dei simpatici campanacci, di gradire la proposta di Coldiretti. È una giornata incredibile a cui i padovani hanno risposto davvero con tanto affetto, salutandoci già questa mattina durante il percorso, ci salutavano dalle finestre, ci fotografavano, siamo quindi stati ben accolti. Padova ieri, come dappertutto peraltro, è stato anche il giorno della Domenica delle Palme. Ieri in particolare il vescovo Claudio ha incontrato i ragazzi dell'Azione Cattolica. La pioggerellina fastidiosa e le temperature basse non hanno fermato i ragazzi della CR delle 459 parrocchie padovane che in Piazza delle Erbe hanno festeggiato la Domenica delle Palme insieme al vescovo Claudio Cipolla. Un pizzico di era il tema pensato per quest'anno, una ricetta ideale per pensare agli ingredienti necessari per affrontare la vita. La festa è stata animata dai ragazzi che hanno preparato i dolci, la dolcezza dello zucchero, l'amaro del cacao, ovvero le difficoltà della vita, sale, peperoncino. Ma l'ingrediente più importante che serve sempre è il lievito, ha detto il vescovo. Non si vede ma dà volume e amalgama l'impasto. Per me questo è Gesù, ha ricordato Don Claudio. La festa è proseguita con il lancio di palloncini colorati e una breve processione tra le piazze insieme ai ragazzi e ai loro genitori, anche il sindaco Sergio Giordani. E ancora a Padova, ma stavolta per parlare del maestro del cinema italiano, Federico Fellini. Il ritratto di un giovane Fellini di Elisabetta Catalano accoglie i visitatori ai musei eremitani per la prima mostra verso il centenario, l'apertura delle celebrazioni per il secolo della nascita del più grande maestro del cinema italiano, 2020.
La mostra raccoglie non solo icone, a cominciare dalla galleria dei manifesti originali e disegni, ma anche preziosissimi appunti, note di produzione, conti, organigrammi, documenti fantastici per immergersi nella storia del cinema. E che cinema! 5 Oscar, 4 per i film e il più meritato dei riconoscimenti alla carriera mai visti a Hollywood. Il Leone di Venezia campeggia sovrano e lussoso, viene da Casanova, la pellicola che con Donna Sutherland più celebra i colori della Serenissima, congeniale al maestro, supportati da costumi splendidi, lui romagnolo ma assorbito anche dalla pianura verso foschie comuni a Emilia, Romagna e Veneto. Dico che una connotazione che non mancava mai nei film di Federico era il rumore del vento e la nebbia, che sono tipiche, come ha detto lei, anche della pianura padana, no? Sono degli elementi che probabilmente lui, anche se è partito dalla Romagna che aveva solamente 19 anni, li ha poi ricreati sempre dentro il suo Teatro 5. Abbiamo chiesto a Francesca, nipote del maestro, un suo personale trailer, perché vedere Amarcord se non lo sei mai visto. Amarcord è stato amato in tutto il mondo perché Federico, insieme a Tonino Guerra, è riuscito a raccontare la storia di un borgo attraverso le 4 stagioni, e questo è qualcosa che unisce tutte le popolazioni del mondo, dove c'è amore, dove c'è invidia, dove ci sono storie, dove ci sono tanti personaggi che in qualche modo si possono riconoscere, e quindi racconta la storia di Titta, della sua famiglia, racconta un passaggio del Rex da Rimini che, come diceva Tonino Guerra, non c'è mai stato, cioè loro sono stati talmente bravi con Tonino Guerra da far credere a tutto il mondo che il Rex una notte sia passato da Rimini. Beh, questo secondo me è davvero magia del cinema. Ore 13, fra pochissimo parleremo di traumi infantili, cosa generano nella vita adulta. Lo facciamo con il dottor Michele Canil, neuropsicologo e psicoterapeuta. Poi 20:10 questa sera, quali sono le tematiche che lascia il successo del Venitali della scorsa settimana in termini ovviamente di produzione e di lavoro. Lo facciamo con Cinzia Bonan, segretario generale della CISL Belluno Treviso, e Andrea Meneghel, segretario generale FAI CISL Belluno. Il FAI è la Federazione Agricola Industriale, Alimentare e Ambientale della CISL. E poi questa sera Ring 21:15 torna come ogni lunedì il talk show che mette la politica alle corde, e ci sono temi davvero importanti della politica, a partire dalle tensioni anche per la questione liste alle europee, un po' trasversali in tutti i partiti, ma poi anche la questione banche ovviamente. Tra gli ospiti di Ferdinando Varino questa sera ci sono l'onorevole Sara Moretto del Partito Democratico, Simone Borilli del Movimento 5 Stelle e Matteo Moschini, avvocato dei soci delle banche venete. E adesso le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito, arrivederci. Ben ritrovati al meteo. Inizio di settimana caratterizzato da un miglioramento del tempo, anche se non è da escludere ancora qualche pioggia. Vediamo dove. Sul Veneto la giornata sarà all'insegna di una maggiore presenza di sole rispetto al weekend. Tuttavia sarà possibile ancora qualche veloce temporale pomeridiano sui monti del Bellunese, come vediamo dalla nostra grafica. Temperature minime tra 7 e 9 gradi, massime in aumento tra 16 e 19 gradi circa. Stessa situazione sul Friuli Venezia Giulia, con tanto sole ovunque, cielo al massimo poco nuvoloso. Nel pomeriggio isolati piovaschi sui settori alpini. Temperature minime tra 7 e 10 gradi, massime piuttosto gradevoli, oscillanti tra 17 e 18 gradi. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige. Non cambia di molto la situazione, anche qui sarà prevalentemente soleggiato, ma col passare delle ore qualche rovescio non sarà da escludere sui settori meridionali. Temperature minime sui 9 gradi, massime sui 16 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci.